Coffee Break. Coffee Break. 4 chiacchiere con Ruggero Sardo bevendo un caffè. Coffee Break. Eccoci qui amici miei, arriva l'ora del caffè, lo sapete bene, sì, a quest'ora beviamo un caffè tutti assieme, il mio è sempre amaro, è sempre ristretto, è sempre caldissimo, anche se ormai l'estate ci abbraccia. E il vostro com'è? Beh, scrivetelo anche sui miei social e poi ovviamente, continuiamo nel corso della giornata a chiacchierare, perché la bellezza di Coffee Break è proprio questa, e ogni giorno alla scoperta di nuovi amici, di artisti siciliani, alla scoperta di tanti consigli anche utili per le nostre giornate. E oggi voglio parlarvi di un grande arrivo e di un grande ritorno, è quello dei Frida, con pagine straordinarie che noi seguiamo veramente da tantissimo tempo, che arriva proprio con No, non ti conoscevo, che fa parte dell'album Scacco Matto. E io voglio salutare il mio amico Giancarlo, ovvero Thor, benvenuto. Ciao Ruggero. E allora, caro Giancarlo, arriva il momento di parlare di No, non ti conoscevo, che devo dirti probabilmente dopo 2 anni di follia generale ci voleva, c'era bisogno di ritornare a fare qualcosa. Ma guarda, ti direi, noi abbiamo cercato di essere attivi anche durante la pandemia. Allora pubblicammo Ruggina, che tu hai anche pubblicizzato. E ora diciamo che si è ritornata alla vita, abbiamo deciso di pubblicare finalmente questo album che era già ormai in gestazione da anni. È stato un parto molto difficile, è stata proprio una partita a scacchi. Infatti anche il titolo dell'album ci sembra proprio il karma, quando tu scegli un titolo e poi te lo riporti proprio come tipo sfiga addosso. No, invece arriva il momento che tutti i nodi si sciolgono, che i problemi si risolvono. Senti, No, non ti conoscevo è la storia di un amore fulminante, di quegli amori che ti scompaginano la vita? Ma guarda, No, non ti conoscevo è un brano che in un certo senso rispecchia un po' quello che viviamo quotidianamente, perché parlo a tutti quanti, bene o male, viviamo ormai, grazie ai social, di continue figurine che ci passano davanti, di immagini con le quali uno inizia a sognare, a fantasticare. E quindi è stato così tutto un brano molto casuale, che è nato per caso. Infatti io ironicamente dico che non è che un brano, il titolo non doveva essere No, non ti conoscevo, ma no, non dovevi esistere, perché non ci dovevi essere proprio. Non era previsto questo brano nell'album, è stata una trovata del nostro produttore Luca Venturi, che alla fine il caro Luca, lo voglio salutare, il grande Luca. Ci presentò questo testo scritto da un suo amico, che poi io giustamente ho reso personale, ho stravolto e reso fedele a quello che era, diciamo, la realtà che viviamo. Parlava di un fantomatico viaggio aereo, e io questo fantomatico viaggio aereo l'ho creato come se fosse qualcosa di mentale, un viaggio mentale che porta a fantasticare e a vedere le cose come vorresti che siano, e poi magari questi sogni riescono a realizzarsi e uno si rende conto che fino ad allora forse non aveva mai viaggiato realmente. È vero, ma sai, poi in questo momento abbiamo veramente bisogno di riuscire quantomeno con la testa a viaggiare. Senti, questo lavoro è frutto di tante collaborazioni importanti e prestigiose tra la Sicilia e Milano, se non ricordo male, con tutti i numeri 1 praticamente, quindi è ancora una volta la dimostrazione che quando i fuoriclasse si uniscono e fanno qualcosa insieme il risultato poi è un successo. Guarda, io credo che siamo una band fortunata, perché abbiamo la possibilità di collaborare con tanti professionisti, cioè ovunque ci muoviamo, bene o male, collaboriamo con professionisti, e quindi ovviamente quando hai queste persone che comunque sanno fare bene il loro mestiere, anche quello che fai giustamente ne acquisisce valore. E c'è un video molto bello che tra l'altro racconta uno dei posti belli della nostra terra, perché lo avete fatto praticamente alla Playa di Catania, lo avete realizzato lì all'interno del Lido Le Palme, ed è un altro modo per godersi a 360 gradi l'esperienza di No, non ti conoscevo. Guarda, è un modo per, in un certo senso, una sorta di voglia di ritornare alla vita. Abbiamo ricreato un nostro live un po' così come è strutturato, cioè con degli amici, belle ragazze, voglia di vita, perché dopo questi anni di reclusione forzata, diciamo, ci voleva anche ritornare a vedere la vita per quella che era e per quella che vorremmo che continuasse a restare. È vero, quella della quale dobbiamo riappropriarci, come dico sempre io. E adesso che succede? C'è il tour ovviamente, e poi guarda, intanto speriamo che l'album faccia bei numeri, perché comunque attualmente... Ma come speriamo? Scusa, stiamo facendo la promozione qui a Coffee Break, è sicura sta cosa? Allora, è inutile che diciamo speriamo, quella è una garanzia. Cancella quello che ho detto. No, dico, è normale che uno spera sempre, ma in musica non ci sono mai certezze.
e quindi noi siamo felici che comunque l'album sta andando abbastanza bene, quindi questo sicuramente ci fa ben sperare per il futuro. Già abbiamo in cantiere il prossimo album, quindi già stiamo iniziando a lavorare alle tracce del nuovo album, la speranza di fare sempre qualcosa in più. Insomma, in bocca al lupo ai miei amici Frida, in bocca al lupo a Thor, complimenti a questa squadra straordinaria di persone che hanno lavorato attorno a quest'opera, della quale ovviamente adesso ci gusteremo i frutti, perché stiamo per ascoltarla. Io ringrazio ancora una volta Giancarlo Thor dei Frida, ringrazio Massimo Nicotra per questo gancio, e cari amici miei, vi lascio proprio con il pezzo, ma noi ritorniamo tra un po', sempre qui su Radio Amore dal Parco Commerciale Le Zagare, grazie a Prima Musica Multimedia Project. E allora, cari amici miei, lo sapete bene come funziona da queste parti: un caffè amaro con un po' di zucchero e anche freddo vista la stagione, ma l'importante è berlo sempre con un sorriso. E allora ci riascoltiamo tra un po', vi aspetto tutti, ma adesso c'è No, non ti conoscevo dei Frida. Ciao ragazzi! Giocavo col pensiero, nella mia testa nasceva il desiderio senza frontiere, viaggiavo dentro di me. No, non ti conoscevo, guardavo il tuo mistero sulle tue labbra, cresceva il desiderio, fissazione inquietante, costante. E adesso lo confesso, sei un viaggio, un altro universo, l'ossessione che mi schianterà. No, non ti conoscevo, sfioravo il tuo sospiro nei vuoti d'aria, cercavo il tuo respiro e le mie mani posavano su di te. No, non ti conoscevo, essenza del peccato fra terra e cielo, il mondo intero, un oceano profondo precipitando a fondo. E adesso lo confesso, sei un viaggio, un altro universo, l'ossessione che mi schianterà. E dammela anche adesso, la sensazione che sia tutto concesso, l'ossessione di te mi schianterà. Tu sei passione e vanità, ti sento dentro e non c'è salvezza né pietà. Sei un viaggio, un altro universo, l'ossessione che mi salverà. Lo confesso. Coffee Break. Ruggero Sardo vi aspetta al prossimo caffè. Coffee Break. Coffee Break è una produzione Prima Musica Multimedia Project.